arrivo in salita, tappa breve da Imperia a Monesi, tappa che favorisce gli scalatori alla corsa rosa. E qui vediamo in azione l'erede dei grandi scalatori del passato, l'erede di Bahamontes. Viene dalla Spagna, corre al fianco di Jacques Anquetil, si chiama Julio Jiménez. Jiménez attacca in salita, scatta col rapportino tipico dei pesi piuma e fa il vuoto dietro di sé. Solo Gianni Motta ha il coraggio di replicare agli assalti ravvicinati dello spagnolo. Ecco Italo Zilioli nelle prime posizioni del gruppo, l'inseguimento di Jiménez. E mentre Jiménez attacca, il suo capitano Jacques Anquetil è già in difficoltà. Una brutta giornata per Anquetil, che viene subito penalizzato più del previsto. È lui il grande sconfitto già al secondo giorno di corsa, ma ecco Jiménez che piomba sul traguardo. Vittoria di tappa e maglia rosa per lo scalatore iberico, che diventa subito uno dei favoriti per la vittoria finale. Ed ecco il gruppetto degli inseguitori. Ci sono quasi tutti i big, c'è Motta nelle prime posizioni, Jiménez ha fatto il vuoto dietro di sé, Motta e Gimondi guidano la rincorsa e fanno pure la volata in salita. È Gianni Motta che se la aggiudica davanti a Gimondi.